Allora è venuto al commento della partita il giovane giocatore dell'Hockey Montecchio Pretalcino Pietro Martini. Allora com'è andato questo incontro? Cosa ti è sembrato? È stato un incontro un po' difficile, ma più che altro perché in settimana abbiamo allenato delle cose Sì. che durante la partita non abbiamo fatto e abbiamo fatto male, e sicuramente se le facevamo meglio potevamo mettere più in difficoltà la Certamente, squadra. anche perché dopo il doppio svantaggio, agguantando un po' la prima rete vostra, era sembrato un po' un momento di riscossa da parte vostra, che si poteva ben sperare. E soprattutto nella ripresa siete entrati all'inizio della ripresa in maniera molto convincente. Cosa è successo dopo? Secondo me è successo un momento di crisi, perché comunque entrare in campo nel secondo tempo dove sai che la partita puoi prenderla in mano e la mentalità fa tanto, e siamo entrati con la mentalità un po' sbagliata secondo me, perché comunque siamo in grado di fare molto di più e dobbiamo solamente dimostrarlo lavorando di più e lavorando intensamente. Secondo me è mancata solo testa, perché Beh, ti per il fanno resto onore queste parole e ti auguro a te e a tutta la squadra in bocca al lupo per il continuo della grazie mille, stagione. grazie mille. Ciao a Grazie, tutti. ciao.